Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, sono su F1 2017 e purtroppo 18° tempo in griglia sotto il diluvio proprio da gomme full wet. Disastro in qualifica, speriamo di recuperare in gara ma sarà difficilissimo qui in Azerbaijan dopo la storica e incredibile vittoria a Montreal con l'errore fatale di Kimi. Vai raga, proviamoci che sarà veramente dura. Vai. Partiamo molto molto dietro. Abbiamo recuperato qualche posizione ma... Ok, siamo 11esimi. L'è dura Beppe, l'è dura. Sfruttiamo la potenza per superare la Toro Rosso. Ok, siamo in zona punti. L'obiettivo è arrivare a 11esimi, quindi almeno 11esimi dobbiamo arrivare. Ok, abbiamo sfruttato la partenza e questo già è cosa buona e giusta. Adesso sarà molto molto dura però, Una gara a Baku che o vado bene, ho visto, o vado malissimo per il momento. Queste sono... Beh, posso passare qua, la vedo un po' dura. Una partenza decisa. Ah, peccato. Non ho fatto benissimo su questo settore. Ci sarà bisogno di bagarre per fare qualche punto in più. Mamma mia. L'obiettivo mio che mi sono posto è arrivare terzo nella piloti e confermare il terzo nella costruttori. Però terzo nella classifica piloti sarà durissima per stare davanti a uno dei fantastici 4. Sarà molto molto dura. Giro record di Gigi, fastest di Gigi. C'è bisogno di bagarre però, c'è bisogno di bagarre davanti. Oh, ma cosa ca... Non ci credo, ma cosa fa Verstappen? Non mi ha fatto capire una mazza, fa lo stesso, comunque siamo riusciti a superarlo. Cioè, abbiamo Nicolino Hülkenberg davanti, Nicolino. Secondo me ha problemi Verstappen, comunque. Mi hanno fregato molto le qualifiche sotto la pioggia, qua in Azerbaijan proprio con la pioggia non mi trovo. Ha problemi Verstappen, anche Grosjean l'ha superato. Ha problemi sicuro Max. Hülkenberg comincia ad avere un distacco non semplice da recuperare, contando che questa è una gara che ma non primeggio, purtroppo. Però crediamoci fino alla fine. Tanto siamo già nell'obiettivo scuderia e questo è importante. Poi può sempre succedere il finimondo, lo sappiamo che nelle carriere comendiane è così. Dai ragazzuoli, dai però. No, mamma mia. Che culo. Qua c'è andata bene ragazzi, Il distacco dal tuo compagno di squadra è 3,1 secondi. Ho veramente rischiato grosso, raga, Ho veramente rischiato grosso, non ho rotto niente, però per fortuna. Abbiamo sempre il Grosjean dietro. Devo fare una gara pulita, anche qualche punto va bene.
come si era messa la gara per le qualificazioni, va benissimo. Con ottavo. Raga, siamo ai box, si è ritirato Pippo Massa. Pippo, fuori dai giochi. Dai. Cazzo, era rientrato Massa, era rientrato il mio compagno Perez e per quello ci hanno messo di più. Porca. Vai. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Ok, siamo ottavi comunque, bene. Perché i miei avversari sono tutti andati in condizioni di traffico eccessivo, solo che sono davanti, non lo prendo più Nicolino. Ho bisogno di una safety car. Solo quello mi può ridare la speranza di guadagnare qualche altra posizione, altrimenti la vedo duretta. Che ripeto, un ottavo posto va benissimo contando come partivo in una gara così difficile da sorpassare e tutto, quindi metto la firma onestamente. È vero che perdo punti per il sogno terzo posto, però ho tante gare dove posso fare bene e lo sviluppo della macchina procede comunque bene. Mi sto dedicando solo all'aerodinamica, che è il tallone d'Achille della Force India. Sul motore siamo messi bene, su altre cose siamo messi bene, però sull'aerodinamica proprio no. Sarebbe un sogno vincere la difficoltà 90 su 110 con la Force India, sarebbe veramente come si dice, il trofeo del canale più prezioso forse. Abbiamo Alonso dietro. Niente, 20° giro, consolidato l'8° posto, ma questa è la posizione su un colpo di scena finale, niente di niente, gara un po' così onestamente, se devo essere sincero, non tra le gare più emozionanti del Cume. E non possono essere sempre gare super mega incredibili, esistono anche le gare un po' piatte, e questa è la tipica gara piatta cumendiana, una delle più piatte però. Ritiro solo per Pippo Massa. Comunque l'obiettivo scuderia c'è, dopo la qualificazione disastrosa mi va anche bene un 8° posto, quindi non buttiamolo via, grazie. Se si ritirasse qualcuno davanti non sarebbe male, ma dopo la fortuna della scarsa gara con Kimi non possiamo pretendere onestamente di più. L'obiettivo di arrivare terzo nel mondiale comunque non è perso. Voglio consolidarmi terzo come l'anno scorso nella costruttori, ma provare a dare davanti almeno una delle Ferrari o una delle Mercedes. Questo è il mio obiettivo. È quasi impossibile, però mi piacerebbe. Purtroppo vincere il mondiale è ancora dura, ricordo il livello 90, Force India per uno come il Cume è veramente un'impresa quasi disperata. Però non si sa mai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Nicolino ha più di 10 secondi. Non lo becchi neanche se vuoi. Devo solo stare attento e portare a casa almeno qualche punticino. Solo che Perez mi è ancora davanti. Non sono neanche quinto adesso, l'altro anno ho finito quinto, il primo degli umani per il momento adesso, per quanto che se ho vinto una gara, scusate. Informazioni su Alonso. Sembra che abbia un problema. Ma proprio Alonso, proprio Alfonso. Ok, via libera. Che me ne fotte di Alfonso che è proprio dietro di me, non ci credo. Vai. Inutile questa cosa.
Tocchiato lo supera. Probabilmente ha forato Alonso. Non mi è utile però purtroppo. Vabbè. Ok, il distacco da quella dietro è 7,8 secondi. Il problema è quella davanti però, porcone. Tanto Alonso va veramente pianissimo, rischia il ritiro Alonso, eh. Safety car in pista, è entrata la safety car. Incredibile. Raggiungi il gruppo, ma ricorda che devi mantenere Incredibile. il tempo delta. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta. Incredibile è rientrata. E non sono riuscito a prenderli. Pazienza, poi si è ritirato Ericsson. Alonso è riuscito ad andare ai box mentre Ericsson si è ritirato. Peccato. Dopo la safety car è arrivata troppo tardi. Ho riuscito anche di spaccare fuori tutto io adesso, mamma mia. Purtroppo la safety car è arrivata tardi. Bastava un giro in più, bastava un fottutissimo giro in più. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 Dov'è? giri. Doveva uscire un giro prima. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Problemi per Bottas che è davanti. Madonna, cioè tutto adesso, ma che sfiga. Tutto adesso. Dai, Bottas spacca qualcosa. Quindi su una gara al 100% cambiava tutto. Vabbè, pazienza. Sei al target più 1 di carburante in eccedenza. Target carburante più 1. Ah sì, poi con la safety car ho messo Michela magra. Però niente da fare, che sfiga, oh, però che palle. Era arrivata anche la safety car. Giro record di Gigi. Va bene. Vince Gigione Hamilton. Va bene così. Non possiamo lamentarci, hai guidato molto bene. Sì, vabbè, fatto il possibile, meno male che almeno Ricciardo ha avuto problemi. Ecco, è qui dove tutti vogliono arrivare. Complimenti alla Ferrari, secondi e terzi. Alla classifica piloti. Lewis Hamilton conquista la Sempre testa della sesti. classifica piloti. Però siamo ancora tutti là e comunque costruttori, sempre terzi. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao! Tu chi sceglie